Benedica a tutti, cominciamo questa puntata di Stupor Mondi con un servizio di Salvatore Ciminata sul problema amminazzo di influenza aviaria che vede la Cina. Di influenza aviaria causata dagli ocelli si parlò per la prima volta dal 1997, quando fu riconosciuta la possibilità di trasmettere sta malattia all'uomo, ma diventò uno scanto generale dal 2005, quando una forma di sto virus amenazzò l'Asia dello sud-est. Storia di stiorna invece aveva come protagonista lo popoloso paese asiatico, la Cina, a chiamava a sé il numero delle morti a causa dello virus H7N9, una variazione dell'influenza aviaria che sino a ora non aveva attaccato l'uomo. Ma le case di cinesi infettate tenute sott'occhio sono 16 e di queste alcune sono in situazioni critiche. Le autorità di Shanghai, lo passato sabato, annunziarono lo blocco della vendita dello poddame e in tal mercato onde trovare lo virus tutte le armale foro ammazzati. È la prima volta che si pigliano queste misure estreme e a decidere fu una commissione comunale per l'agricoltura. Le prime 2 case di morte sappero domenica 31 di marzo e tutte e 2 le cristiane erano grandi e assai malate, mentre le altre erano contadini e allevatori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità cerca di non fare allarmare a nudo e le autorità sanitarie dicono che le cristiane che si infettano sono chi che toccano o comunque hanno a che fare con lo poddame e finora fortunatamente non ci sono casi di contagio fra uomo e uomo. Ma le stesse dotture affermano che non sa escludere che lo virus si potesse trasformare e passare facilmente da una specie animale a un'altra diversa. Per ora si escludono casi di contagio per contatto. Secondo le esperte però, le autorità cinesi non avessero a calare la guardia e avessero a continuare a fare le test magari alle uccelli sane, perché possono essere contagiati dallo stesso modo senza però lasciare vedere nudo sintomo esteriore, facendo risultare più difficile il riconoscimento e la causa del contagio. Chiudiamo queste edizioni presentandovi un video di una canzone in lingua siciliana dell'Incanto da Ziz, gruppo palermitano fondato nel 2001 di Toto Grilletto. L'Incanto da Ziz, che stanno lavorando a un nuovo singolo, lo prossimo 25 aprile sono a Paternò. La canzone di Luvidio si intitola Giuliano e parla dello mitico eroe brigante di Monchi Lebbi. Ascoltamola! Ti potrà dire tu, gatto terra vuoi liberare, ora vivi come i lupi mannari. Eri notte giri culli tossicari, eri giorno tamucci un ammazzare, la tua casa si sta a pippigliare, attento Giuliano, casa sta a pippigliare. Non ti firare, che le genti sanno ingannare, ti sono amici quando li viri, ma se ti voti Giuliano essi sono vampiri, e se ti vengono pennenti, un pezzo di pane su tali renti. Brucia la rabbia, rientra l'ucora. Da brucia la rabbia, rientra l'ucora.
Questo è tutto questa settimana. Ne vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!